Allarme arancio. La situazione non è grave come a Padova, Vicenza o Rovigo, dove l'allarme è rosso, ma anche nell'agglomerato di Venezia lo smog ha raggiunto livelli tali da aver fatto scattare nell'8° giorno consecutivo di superamento del valore limite del PM10 diverse limitazioni. Tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, stop a ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, ad autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e ai veicoli commerciali N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. È vietato anche utilizzare impianti termici a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle ed effettuare combustioni all'aperto. Siamo in un inizio d'anno in cui il tempo è buono, e se questo è una buona notizia per chi va a sciare, ahimè non è una buona notizia per chi rimane in città. La forzante principale nel caso della concentrazione di polveri e di inquinanti nella pianura padane resta la meteo. Non si respira aria buona neanche in laguna. La centralina di rilevamento di Rio Novo segna anzi livelli che in alcuni casi superano persino la tangenziale di Mestre, tanto che qualcuno ha proposto una centralina anche a Rialto dove il traffico è maggiore, ma dall'ARPAV rispondono che per rilevare la qualità dell'aria in città è sufficiente. La centralina di Rio Novo è una centralina di traffico, per cui l'inquinante critico è il biossido d'azoto, che è un inquinante tipico del traffico urbano. Per avere la situazione del traffico acqueo a Venezia, la posizione di Rio Novo è l'ideale. I divieti rimarranno validi fino a giovedì, quando il bollettino ARPAV segnalerà se mantenere il livello 1, se passare al livello 2 o retrocedere al livello 0. Le misure sono necessarie. Ogni atto che noi facciamo di riduzione delle emissioni in atmosfera è un contributo individuale importante al raggiungimento di obiettivi collettivi ed è la somma dei comportamenti individuali che fa il risultato finale complessivo.